Bene, Bistritibusimus il suo museo de vizi del suo tenore, e su tenore romanzeso che sta appunto a cominciare a Sasunni che è previsto del già ora, penso che sia proprio pronto da si ponere in gruppo e cominciare no, che va già gente che sta arrivata, sono tutte aspettando, ecco bene già sta. Come speriamo che qualcuno non si possa attendere innanzi e assistere a questo bello esecuzione del tenore. Aspetta, ma no. Matte, fai una foto con me. devi cantare. Ah, dai. Ma una foto come fare? C'è. Toma a te. Si messo un po'. No. Non è che sa male. Marita, Ok, grazie. guarda in spara. Come muore lei? Dai, non dica lui. Io giuro che non mi perfetto, guarda le leone. Adesso sono qui. Iniziamo. Buongiorno a tutti dal tenore romanzesu. Come vedete noi siamo 4 giovani, il nostro gruppo è appunto costituito da noi 4 e diciamo che il gruppo di canto a tenore più giovane che pratica questo canto a biti. Ci siamo incontrati tempo fa, chi canta da più o meno 10 anni, chi un po' meno, e in diverse occasioni di festa e non ci siamo incontrati, abbiamo cantato insieme, abbiamo visto che c'era un certo affiatamento e dunque abbiamo deciso poi di iniziare a provare più seriamente e abbiamo poi costituito un nuovo gruppo, il nuovo gruppo del tenore romanzesu. Romanzesu è un villaggio nuragico che si trova nell'agro di Biti, che vi invito anche ad andare a visitare perché è molto bello, ne vale la pena. E dunque abbiamo deciso di dare il nome romanzesu al nostro gruppo. Il nostro gruppo è un gruppo di canto a tenore. Che cos'è il canto a tenore? Il canto a tenore è un canto molto antico, si dice anche quasi millenario, comunque non si ha una datazione ben precisa della nascita appunto di questo canto, ed è il canto dei pastori e non solo che in diverse occasioni di festa o comunque al bar, in altre situazioni usavano proprio cantare tra di loro anche come modo di svago, di divertimento e anche quasi per mettersi alla prova, una sfida diciamo gli uni con gli altri.
Ovviamente, diciamo, noi siamo i più giovani, quindi cerchiamo di portare avanti le tradizioni, di tenerle sempre vive, perché ovviamente non vanno perse, perché sono molto, molto importanti. Quindi il canto a tenore è costituito da 4 voci. Abbiamo la voce solista, che è interpretata da Claudio Sanna, è colui che canta e intona una poesia, quindi canta un testo poetico. Poi gli altri 3 componenti, diciamo che sono come una sorta di orchestra che vanno ad accompagnare la voce solista, non cantando delle parole di senso compiuto, ma solamente delle sillabe, bim bam boom, che unendosi tra di loro vanno a formare l'armonia del canto e accompagnano appunto la voce solista. Diciamo che c'è un'antica leggenda, possiamo dire, dove il canto a tenore appunto è associato al canto dei pastori, perché potete immaginare che il pastore si trova in campagna, immerso nella natura col proprio gregge, e lui è colui che appunto canta la poesia, e le altre 3 voci è la natura, diciamo, che gli risponde. Infatti il basso, interpretato da Giuseppe Crisantu, si ispira, diciamo, secondo questa antica leggenda, ad un verso di un animale, che è il muggito della mucca. Zaccontra, invece, interpretata da Salvatore Ena, secondo sempre questa leggenda, si ispira al belatto della pecora, e la mezzavoce, interpretata da me, Andrea Sanna, si ispira, diciamo, alle campane delle pecore o al sibilo del vento. E quindi, diciamo, possiamo immaginarci questa fantasia, ok, come il pastore che accompagna il gregge, canta da solo e la natura gli risponde. Allora, il repertorio del canto a tenore si divide in sacro e profano. Noi vi faremo sentire entrambi, iniziamo dal profano e poi continueremo con il sacro. Allora, nel profano abbiamo diversi canti all'interno. Iniziamo con un canto a isterrita. Isterrita, in italiano la traduzione significa distendere. Perché distendere? Perché la voce distende appunto la poesia, quindi canta inizialmente da solo il testo poetico, e poi noi gli altri 3 componenti entriamo dopo che la voce ha cantato. Poi vi faremo sentire anche già Ocche Notte. Ocche Notte in italiano significa voce di notte. Perché di notte? Perché diciamo che in passato i giovani usavano recarsi la sera tardi o comunque la notte sotto il balcone della propria amata per dedicare loro delle serenate. Quindi voce di notte, la traduzione sarebbe serenata praticamente. Quindi vi faremo sentire innanzitutto questi 2 canti, un'isterrita girata a bocche nette. Morfeus rirazzolante già che ha fatto su mondo estasiare, o suave sirena del suo mare già almeno di aldaste di un istante dolore de un amante nascido pro soffrire pro amare canto alleviare se eterno e doloroso malo in coro non mi dese olvidare anima bella vi nascite nel palpito su coro sa luna di fornerne bagliore il de aliento
e dal s'apposento e si assaianna una campagna bruna cantatino di amore sacro sos astros in su firmamento che incantata notte immessi d'oro e che incantata notte immessi d'oro che incantata partito su coro e bella mia chi s'armonioso canto e bella mia chi s'armonioso canto e questa nobile promessa se ascoltare mammon e questa nobile promessa canno tuo scoro si avantando si unino solo a formare rinnovare in fede del suo altare santo. Oh, bella mia, chi s'armonioso canto. Questa, come vi ho detto prima, era un'isterrica girata a bocche notte. Nel repertorio del canto a tenore, oltre a queste due tipologie di canto, abbiamo anche i balli.
quindi la voce solista che canta una poesia sempre a ritmo di ballo però questa volta. Quindi possiamo immaginare come il tenore, diciamo, il quartetto disposto al centro che canta a ritmo di ballo e tutte le altre persone che lo circondano e ballano. Ok? Mi sono dimenticato di dire prima le poesie, diciamo, di cosa parlano queste poesie, quali sono i temi che riguardano le poesie del canto a tenore. I temi sono vari, diciamo che principalmente, o almeno noi principalmente cantiamo poesie d'amore, ok? Però possono riguardare anche altri temi di attualità, temi di storia, quindi raccontano una storia per esempio anche della Sardegna, temi di guerra, insomma, quindi sono vari. Noi principalmente cantiamo quelli d'amore. Ok? Adesso vi faremo ascoltare due tipologie di ballo. Inizieremo con Zuballo Seriu. Seriu in italiano significa serio, quindi è un ballo con un ritmo più lento, più cadenzato. E poi vi faremo ascoltare Zuballo Lestru. Lestru invece in italiano significa veloce, quindi appunto un ritmo più accelerato, più allegro. Con Zuballo Seriu vi faremo ascoltare prima le voci singole in modo da rendervi conto anche i diversi timbri delle voci del canto a tenore. Inizia la voce solista. Felician sublime già d'ognoran, in suo gu incantato cerco se ne in suru signor king boge canoran suru signor Questo è Zubasso. Già contra. Dillallarillaran Siamo su occo. Dillallarillaran Felician sublime già d'ognoran, in suo gu incantato cerco se ne in suru signor king boge canoran suru signor Suru signor king boge canoran suru signor king boge canoran ninnar signor ninnar
Grazie. Quindi questo era Zuballuseiu. Adesso vi faremo ascoltare Zuballulestru che, come detto prima, ha un ritmo più veloce, più allegro. Mi sono dimenticato di dirvi che due voci del canto a tenore, Zubassu e Zacontra, sono due voci gutturali, non so se avete sentito. Zubassu è diciamo il suono più grave del canto, che sfrutta proprio una tecnica particolare di chiusura delle corde vocali che fa uscire proprio questo suono. Anche Zacontra è un suono gutturale però più delicato, diciamo. Anch'essa si crea diciamo stringendo e chiudendo le corde vocali in un certo modo. Il canto a tenore è patrimonio dell'UNESCO e diciamo che è un canto unico nel suo genere, perché questi suoni così arcaici, comunque anche Zubassu, questi suoni gutturali, diciamo che sono unici in tutto il mondo. Abbiamo alcune somiglianze, per esempio in Mongolia c'è qualcuno che pratica un canto simile, diciamo, sfruttando i suoni gutturali, ma altrimenti questa tecnica è unica nel suo genere. Mentre voce e mezza voce diciamo che sfruttano il timbro proprio normale, naturale della voce e la mezza voce diciamo si può intendere come una sorta di falsetto che crea, diciamo, completa l'armonia del canto. Adesso vi faremo ascoltare Zuballulestru. Urumba non dorma sola, catia con compazzia, si intende ciò che dia, in sparghia se la sebola, Bimara maram, 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 bimara maram. Bimara maram, bimara yum maram, bimara yum maram, bimara mum, bum bum murum, 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 bum bum murum. Bimara yum maram, bimara yum maram, bimara maram, bimara maram, bimara maram. Bimara maram, bimara maram, bimara maram, bimara hiram maram, bimara hiram maram, bimara maram, bimara maram, bimara maram, bimara maram, bimara hiram maram, bimara hiram maram, bimara haram, bom bom morom, bom bom morom, bom bom morom. Bom bom morom, bom bom morom, bom bom morom. Bimara hiram maram, bimara hiram maram, bimara maram, bimara maram, bimara maram, bimara maram, bimara maram, bimara hiram maram, bimara hiram maram, bimara haram. Bom bom morom, bom bom morom, bom bom morom. E provo una sola mirata, chi ti fa questa mirare, risolve casi Gesù, e risolve casi Bimara hiram maram, bimara maram. Adesso vi faremo ascoltare un'altra tipologia del canto, sempre del repertorio profano, poi passeremo a quello sacro. Vi faremo ascoltare Zormuttos, che come Zisterrita, diciamo, inizia prima la voce solista e poi il tenore entra dopo, come si mette. No. In Santa nostra, buona mortura che va pro
stubin ambitiasam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. In saunta nostra narabila Minerva zia Giunone ammitti daem una risposta sam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. Bala mortuna kerva zia Giunone ammitti daem una risposta narabila Minerva sam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. Procus tubin ambiti daem una risposta narabila Minerva zia Giunone ammittiasam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. In custa cumpanzia nelle obri scura e mia cotratesa sam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. In custa cumpanzia gestu es hermosura de saida bitesa Maria Antonia sam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. In nelle obri scura de saida bitesa Maria Antonia gestu es hermosura sam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. E mia cotratesa gestu es hermosura Maria Antonia de saida bitesa sam. Dimombararo, irammaram, miriraro, irammaram, miriraro, irammaram, mirirai, bambum. Adesso vi faremo ascoltare l'ultimo canto, che è un canto sacro dedicato alla Madonna dell'Annunziata, che è un santuario che si trova a circa 40 minuti da Pitti e ogni anno appunto c'è la festa in onore della Madonna, quindi tutta la comunità di Pitti si reca in questo santuario dove ci sono gli uristenes, le scumbesias e le casette, e quindi diciamo che per la novena e per la festa si rimane lì e si festeggia tutti insieme. Quindi vi canteremo Sorgoso, Sargrobese de San Luciano. De Cristo lo que increada Cecil, dorada aurora, Amparadenos, Señora Virgo desanunciada. Amparadenos, Señora Virgo desanunciada. a peterno vi previsto in sacor e celestiale, de servo irma matare de su hizo Gesù Cristo, rotene somine tristure pa quasi prima rada. Amparadenos,
Señora Virgo desanunciada, amparadenos, Señora Virgo desanunciada. Gentil de gracia al mare, gentil de gracias mina, gentil scura e meichina portentos singulares, gentil norte proghiare giani, Macano aterrada, Amparadenos, Señora Virgo desanunciada, amparadenos, Señora Virgo desanunciada. Exaltada, soberana, imperadora, amparadenos, Señora Virgo desanunciada, amparadenos, Señora Virgo desanunciada. Noi abbiamo concluso, se avete qualche domanda, qualche curiosità, siamo qui. Se avete il piacere di provare anche voi. Allora vi facciamo un ultimo ballo di saluto. Sono io Zabbanino, Zabbaninonni, e dormelino, bella rondina, sposta a contemplare. Oi dirina,
Bene, vestiti bu, abbiamo finito, il tenore romanzese ha cantato, complimenti, metta bravo. Dai, qualcuno deve spiegare. E quindi come non rispostiamo alla caricatura locale.